Professor Ortolani, buongiorno. Con lei oggi voglio parlare di cambiamento climatico perché anche quest'anno ci sono state piogge, maltempo, grandine, siccità, che cos'altro non mi viene in mente. Molti sostengono che la colpa sia nostra, dell'uomo. È così secondo lei? Certo, è giusto preoccuparsi di eventi che possono portare dei disagi, ma purtroppo questi eventi qui fanno parte della natura. Problemi di grandine, problemi di alluvioni e altro ci sono sempre stati. Non dimentichiamo episodi estremi anche molto gravi, come ad esempio l'alluvione del 4 novembre del 66. E nei secoli scorsi? Nei secoli scorsi ci sono stati episodi molto severi di cambiamenti climatici, per esempio la piccola era glaciale del 600, per esempio la laguna veneta ghiacciata nel 700. Quindi il clima è variabile, è assolutamente costante dal punto di vista, diciamo, della media delle temperature, straordinariamente costante, perché parliamo di cambiamento climatico, di aumento di temperature, ricordiamo che stiamo in una frazione di grado. Da un anno all'altro abbiamo queste variazioni medie dell'ordine di una frazione di grado, non di decine di gradi come potrebbe essere la percezione. Mi pare di capire che secondo lei non dipende solo dalle nostre automobili, gli allevamenti intensivi. Bisogna cercare di limitare i nostri danni sull'ambiente per molti motivi, eventualmente anche per cambiamenti climatici locali. Per esempio la cementificazione è un dato di fatto che nelle città abbiamo degli eventi di aumenti di temperature che sono più rilevanti che nelle zone agricole. Detto questo, il clima è una macchina complicata dove ci sono tanti fattori che concorrono. L'uomo è soltanto uno di questi fattori. Non dimentichiamo che la sorgente primaria della temperatura di energia sul nostro pianeta, per esempio, è il Sole. E lei si studia proprio le stelle e il Sole. Esattamente. Il Sole è la principale sorgente di energia per l'atmosfera terrestre. Quindi qualunque cambiamento del Sole influisce sul clima della Terra. Il Sole è una stella ed è variabile, tanto o poco. Il Sole ha un irraggiamento costante, ma ha dei fenomeni, per esempio eruzioni solari, il vento solare, che invece non sono costanti. In realtà anche l'irraggiamento solare cambia, ma molto poco. Ora, la variabilità del Sole è stata studiata e ha dei cicli periodici che possono essere anche molto lunghi, possono essere anche decine di anni. Ed è per questo che ci sono alcuni esperti che studiano la variabilità del clima in tempi scala di decine di anni, cosa che è molto più difficile da fare che non su tempi scala molto brevi. Allora, oggi si sta discutendo di svolta green, in particolare di sostituire le automobili attuali con le automobili elettriche. Ha un senso tutto questo? Il costo è molto elevato e va fatta una valutazione di costo-beneficio. Va bene limitare l'inquinamento, va bene cercare di limitare il più possibile l'impatto sul clima, ma quanto questo potrà avere un effetto sulla limitazione dell'attuale aumento di temperatura, questo è molto difficile da prevedere. Grazie professore, buongiorno Mattino. Buongiorno, grazie a tutti voi.